So per notizie avute in data odierna che il sindaco sta cercando di ricomporre maggioranza e che addirittura forze di opposizione come i giovani di Punto di Incontro si sono offerti a dare una mano nella ricomposizione di questa maggioranza. Noto però anche che ci sono forze in parte della Lega e di Fratelli d'Italia che di fatto non la pensano in questa maniera. Se prima era Marcon che voleva lasciare, ora pare che siano i suoi sostenitori a volerlo far lasciare la carica di primo cittadino di Castelfranco, che potrebbe passare alla storia anche come l'ennesimo sindaco impallinato da fuoco amico. E secondo Giovine i conti tornerebbero con quel fastidio politico causato dai 3 consiglieri invisi a Marcon, che alla fine avrebbe la meglio sulla tenuta del governo attuale della città e quindi all'apertura delle nuove elezioni con relativi nuovi equilibri politici. Ragionamento che non va per niente bene agli azzurri, che pur condividendo il sostegno del centrodestra a Marcon, non esitano a bacchettare quelli che tra le righe qualcuno chiama già i quasi alleati. Ricordo a questi colleghi di altri partiti, in particolar modo di Fratelli d'Italia, che non si può prescindere dal fatto amministrativo, dal amministrare una città mettendo in preminenza motivi politici di partito.